da un po' che non si vedevano e si sentivano, ma dopo circa un mese i treni lungo la linea ferroviaria Verona-Vicenza sono tornati a sfrecciare. Si sono infatti conclusi gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della nuova linea alta velocità e capacità Verona-Vicenza, seguiti da Rete Ferroviaria Italiana, gruppo delle Ferrovie dello Stato italiane. La circolazione era stata sospesa dal 4 al 24 agosto, proprio per consentire l'avanzamento dei cantieri tra la stazione del capoluogo Scaligero con quella del capoluogo Berico e in particolare tra i lotti Verona, Bivio Vicenza e l'attraversamento di Vicenza. L'investimento complessivo è stato di circa 10 milioni di euro, in parte finanziato dai fondi del PNRR. Ora che i lavori si sono conclusi nei tempi previsti, i treni hanno così ripreso a circolare lungo la linea, ma non a velocità sostenuta. Per un po' di giorni, come previsto dalle norme in materia, viaggeranno a velocità ridotta con allungamento dei tempi di percorrenza fino a circa 15 minuti. Sarà poi innalzata gradualmente fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea. Una linea che ora ha un nuovo aspetto. A Montebello Vicentino sono state infatti completate le attività per adeguare la conformità del terreno lungo il tracciato. A Lonigo è stata ammodernata la stazione, a San Bonifacio ultimato il rinnovo dei deviatoi, l'adeguamento del tracciato e l'innalzamento dei marciapiedi di stazione. Nella stazione di Vicenza sono invece stati portati a termine i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sottopasso alta velocità alta capacità. Infine, a Verona Porta Vescovo sono proseguite le attività per la riqualificazione della stazione.